io. Trovato in un buco, via Repervie, tempo di seppellimento circa 20 minuti. In arresto cardiocircolatorio, torace comprimibile, via Repervie. Iniziamo la rianimazione, già avvisata la centrale per invio elicottero. Immagini di una esercitazione di recupero persone travolte da valanga. Una pratica importantissima per poter dare il massimo in tempi brevissimi. In questo momento ci troviamo sotto la cima del Cornor e abbiamo simulato questa valanga su questo vallone. Abbiamo un travolto che è già stato estratto, abbiamo le sentinelle a monte per controllare nel caso ci fossero altri stacchi di valanga e altri operatori stanno operando sul secondo travolto che è stato appena trovato e stanno dirigendo per estrarlo e poi procedere alle fasi di rianimazione se serve o l'estricamento e quant'altro. Un piccolo esercito all'opera che deve essere perfettamente coordinato perché ogni minuto è prezioso per salvare vite travolte dalle valanghe. Abbiamo 17 persone che stanno operando in questo momento in valanga, abbiamo una sanitaria che in questo momento sta facendo le manovre di estricamento e di massaggio cardiaco e gli altri volontari che stanno operando sulla valanga. Abbiamo un tecnico regionale che sta monitorando un po' quello che facciamo per vedere se facciamo degli errori, appunto essendo una simulazione. Attività di preparazione voluta, controllata e sostenuta costantemente dalla Regione Veneto, anche con un elicottero dedicato. Siamo in condizioni assolutamente estreme e loro svolgono questo tipo di attività quotidianamente utilizzando l'elicottero, macchina particolarmente delicata nel rapporto appunto che bisogna tenere con essa e quindi direi che sono iniziative fondamentali, importantissime, la Regione investe molto ma d'altro canto non c'è alternativa. Ricordo il Soccorso Alpino del Veneto è considerato uno dei migliori d'Italia. Dai professionisti del soccorso alpino le raccomandazioni per tutti gli appassionati di montagna. Organizzare bene la gita prima, sia d'inverno che d'estate e non andare mai da soli, mai, sempre in due perché succede qualsiasi cosa e essere preparati per qualsiasi evenienza, quindi delle condizioni meteo, la gita che si va a fare e la difficoltà dei sentieri. Noi cercheremo di osservare queste regole, ma loro affronteranno sempre gli addestramenti duri, impegnativi e in condizioni estreme per continuare a salvare la vita a chi va in montagna. Quando portate a casa qualcuno vivo, che soddisfazione c'è? Tantissima soddisfazione, emozione anche a parlarne perché siamo ricordati da tutti come i loro angeli custodi, i loro angeli salvatori. Noi sembra una soddisfazione perché ci alleniamo tutto l'anno volontariamente per chi accada questo.